Buonasera, benvenuti a tutti, un applauso ovviamente perché siamo in ripresa diretta TV7 Partinico e ringraziamo per la loro disponibilità a fare ripresa a questo incontro importante dedicato alla poesia. Noi di Spazio Cultura diciamo sempre che è tempo di poesia, Lino Buscemi lo sa, e qui abbiamo un incontro con due poeti, non con uno ma con due poeti, tra l'altro poesia anche in lingua siciliana, quindi questo è importante per noi. Prima però di cominciare questo incontro desidererei avere qua insieme a noi, vicino a noi, per un saluto la dottoressa Maria Prestigiacomo, presidente dell'AMAP. Se può avvicinare un attimo per dire due cosette qui, ovviamente un saluto, piacere, perfetto, prego, faccio la mia, ecco qua. Dottore, mi sembra giusto, anche perché qui abbiamo... Buttiamo un po' d'acqua. Prego, prego. Allora, dottoressa, prego. Dica qualcosa per questo incontro di oggi qui a Spazio Cultura dedicato alla poesia, dove tra l'altro c'è appunto Francesca Currieri qua, che ovviamente quindi una dipendente di questo prestigioso ovviamente ente appunto di Palermo. Prego. Intanto Francesca è una persona splendida, meravigliosa, non so cosa dire, non trovo altre parole perché ce ne sarebbero tantissime da poter dire su Francesca. È una persona molto altruista tra l'altro ed è anche un'ottima collaboratrice all'interno dell'azienda, ma è anche una bravissima scrittrice. La cosa più bella è la poesia, perché secondo me è più bella delle canzoni, più bella di qualunque altra cosa, più bella di qualunque scrittura è la poesia. La poesia è una cosa magica e quindi sono contenta che oggi Francesca si sia dedicata a questa nuova tipo di cultura che è la poesia. Io la ringrazio, dottoressa. Tra l'altro desidero sottolineare che almeno mi sembra di ricordare che è la prima volta che una donna è presidente dell'AMA, quindi un altro applauso, dottoressa. Possiamo in bocca al lupo per questo grossissimo impegno a cui non sta molto a cuore a noi tutti palermitani. Prima di continuare vorrei ricordare, visto che abbiamo l'AMAP presente, che Spazio Cultura già da tempo, vorrei ricordare ai dipendenti, ha proprio convenzione con l'AMAP, con i dipendenti, sia per l'acquisto in rateale dei libri scolastici, ma anche sconti sui testi universitari, quindi se volete approfittare diciamo, siete qui ben graditi clienti. Ma andiamo all'incontro di oggi. L'incontro di oggi diciamo, è dedicato appunto alla poesia. Noi qui appunto di Spazio Cultura dedichiamo tantissimo spazio alla poesia, abbiamo anche una collana nostra di cui noi pubblichiamo, che è Spazio Poesia, ma oggi parliamo, già abbiamo presentato appunto Francesca Currieri, un altro applauso per lei per la sua presenza, ma ovviamente anche per l'altro poeta che è Francesco Billeci, un applauso anche per lui, dove hanno scritto questa bellissima silloge, scusami Lino se te lo prendo, Rari du Passato, delle edizioni Drepanum, ovviamente evidentemente è una casa editrice di Trapani, non c'è lo stesso nome in latino, quindi per noi è un onore avere qua i due poeti, e tutto questo lo facciamo dialogando con Lino Buscemi. Signore, dovrebbe scattare spontaneo, è giusto? Noto animatore culturale, è conosciuto non solo a Palermo ma in Sicilia ma anche in Italia, perché appunto organizza tantissimi incontri, tra l'altro ha scritto tanti libri in Europa e in tutto il mondo, perché solo l'Italia. Scusa Melino, hai ragione, tutto il mondo. Abbiamo qui poi per un intervento finale a questo incontro lo storico Pippo, un applauso anche per lui per la sua presenza, e quindi sarà poi importante sentire un po' anche il suo commento a questo incontro. Noi generalmente questi incontri appunto li facciamo in forma di dialogo, quindi adesso cominceremo a dialogare con i poeti, tra l'altro durante la presentazione avremo anche delle traduzioni in lettura di alcune poesie e quindi di volta in volta saranno gli stessi poeti magari a chiedere alle nostre amiche, le vorrei presentare, vorrei che si alzassero, restano tanto le figlie di Francesca, alzatevi, presentiamole, prego, venite qui vicino a me. Allora, tu ti chiami? Prego, a favore della telecamera.
Vero che Lino spinge al bacio, però non esageriamo. Allora, sono appunto le figlie della dottoressa Currieri, quindi sono qui per tradurre in lettura alcune poesie tratte da questa silloge. Allora, il vostro nome ovviamente? Rosita, Marina. Un applauso per loro, per essersi messe a disposizione per appunto leggere le poesie. Prego, accomodatevi. Di volta in volta poi ovviamente ricordate di prendere il microfono, o se no non sentono le poesie. Perfetto, ecco, la mamma giustamente. Allora io a questo punto, Carolino, non dico altro, passo a te il microfono, quindi ovviamente ci presenterai bene questi due autori e poi decoreremo insieme, quindi se qualche persona poi vuole intervenire, Lino darà il microfono per eventualmente una piccola notazione. Prego, grazie a tutti e buon ascolto. Certo, l'amicizia con Francesca non mi fa velo, dovrei dire tante cose anche nei confronti di Billeci, quindi per evitare di fare delle sottolineature magari fuori luogo, penso soltanto di esprimere qualche giudizio su questa produzione letteraria, lasciando ad altri i complimenti su queste due persone per bene, e qui mi fermo, che attraverso il loro impegno nel sociale, attraverso la poesia, ma anche attraverso altre forme di espressione letteraria, danno il senso di una presenza attiva nella società e danno anche il senso di come la cultura oggi possa aiutare notevolmente a superare la crisi che stiamo attraversando. Altro che con la cultura non si mangia. La cultura è uno strumento di elevazione che ha delle refluenze sostanziali sui processi economici, sui processi sociali, sulle relazioni, e come tale va valorizzata, potenziata, arricchita, e se mi è consentito dovrebbe costituire l'impegno prioritario di ciascuna civica amministrazione fino ad arrivare al governo centrale. O si capisce questo, o questo è un paese davvero tagliato fuori dal circuito mondiale e internazionale della cultura. I paesi più evoluti investono nella cultura, i paesi più evoluti suscitano eventi culturali come strumento di riaffermazione del valore assoluto della cultura. Ora il nostro è un paese strano, perché questo è il paese dei grandi poeti, è il paese degli artisti che tutto il mondo ci invidia. E questo è un paese che ha parlato al mondo intero ed oggi arranca, oggi subisce dei contraccolpi dovuto pure alla scarsa attenzione di chi ha pubbliche responsabilità e dovrebbe in un certo senso agevolare i percorsi informativi e di spettacolarizzazione della cultura stessa. Parlare di due poeti in lingua siciliana, io poc'anzi ho sentito la signora e lei a sua insaputa mi ha dato uno stimolo enorme, perché lei ha detto ma le poesie sono in dialetto siciliano, e lei mi ha fatto venire un poco di orticaria. Lo sa perché, signora? Glielo dico subito, perché io non sono un sicilianista e nemmeno vivo di sicilitudine, ma dire che la lingua siciliana è un dialetto è come fare retrocedere l'importanza di questa lingua che ha caratterizzato la nazione siciliana per lunghi secoli. Non ci può essere oggi espressione migliore di una lingua che caratterizza un popolo. Guardate, la diaspora siciliana nel mondo, i siciliani dispersi nel mondo, se io vi dico la cifra voi manco ci credete, i siciliani dispersi nel mondo sono più di 40 milioni. Se a questi ci aggiungete i quasi 6 milioni che vivono in Sicilia, siamo parenti di 50 milioni di persone che hanno e parlano una lingua che
ha permesso che alla scuola di uno dei più grandi sovrani d'Europa, che si chiamava Federico II, potesse nascere quella scuola da dove volarono i primi canti in lingua italiana. Perché voglio fare questa sottolineatura? Perché noi dobbiamo essere orgogliosi di questa lingua, perché il dialetto, come dice Camilleri, parla al cuore, la lingua parla alla mente, la lingua italiana parla al cervello, è razionale, il dialetto parla al cuore, ma in questo caso la lingua siciliana parla al cuore. Questa è la differenza sostanziale tra le lingue regionali e le lingue nazionali. Parlare al cuore, nel momento in cui tutto si inaridisce, nel momento in cui tutto diventa merce, nel momento in cui non riusciamo più a trovare questa dimensione umana che ci arricchisce, ci fa sentire più esseri umani, più individuo e ci fa sentire più responsabile rispetto agli altri. Io ho sempre citato un grande autore siciliano, di lingua siciliana, come Ignazio Buttita. E questa sera io vi ruberò per 2 secondi il mestiere, perché mentre voi leggerete le poesie di Franca e di Billeci, io questa la devo leggere io, ma non la leggerò tutta perché è lunga, perché in questa poesia di Ignazio Buttita c'è tutto il rammarico di questa perdita del valore della lingua siciliana e c'è tutto il rammarico di questa perdita di identità di un popolo, perché noi siamo un popolo, vi ho detto le dimensioni di questo popolo, ma la tradizione, la cultura, il modo di essere siciliani va al di là dei numeri, perché la cultura e la storia siciliana parla al mondo intero. La Sicilia è sempre stato crogiolo di fenomeni e di fermenti che hanno illuminato il mondo intero. Basta dire che è stata la Sicilia nel 1130, quando nacque il primo regno di Sicilia, con Ruggero II, nel 1130 nasce il primo Parlamento d'Europa. Siamo, quello siciliano, sappiamo come è ridotto, quindi non voglio dilungarmi sulle attuali condizioni di salute del nostro Parlamento regionale. Fare un incontro a parte. Quello faremo un incontro a parte. Ma che questo Parlamento ha origini assai lontane, al punto tale da superare la democratissima Inghilterra, questo è un fatto assodato, è un fatto che è nelle cronache. Dice Ignazio Buttita in questa poesia che è tutto un dramma, mi avete costretto ad andare a ripescare il suo libro che lo tenevo, tutto un dramma, la lingua e il dialetto è il titolo. C'è tutto il suo rammarico per questa lingua che ogni giorno viene violentata, non viene usata, si studia poco nelle scuole, i bambini crescono con dei mass media dove è espulsa la lingua siciliana e i bambini a scuola raramente fanno componimento o leggono componimenti in lingua siciliana. E quindi il rammarico di un grande letterato siciliano non poteva essere quello che vi sto leggendo. Un popolo, mettetelo a catina, spugliatelo, attuppateci la bocca e ancora libero. Levateci il travaglio, o passaporto, a tavola un ne mangia, o letto un ne dorme e ancora è ricco. Un popolo diventa povero e servo quando ci arrobano la lingua, addotata di patria ed è perso per sempre. Ora, il fatto che Franca Currieri e Francesco Billeci abbiano fatto questo libro con delle poesie siciliane, questo significa che questa corda, questa vena non si esaurisce. È un incoraggiamento a quanti pensano che l'inaridimento
possa essere costante e galoppante, invece l'inaritimento si può bloccare fino a quando nelle realtà locali e non si agitano persone come Franca e come Francesco che pensano di mettere nero su bianco e di tenere viva non una tradizione, una lingua così grande e così forte, quindi uno dei meriti più grandi. Entrando nel merito poi del vostro libro, io devo dire che, a parte che mi complimento per questa idea geniale, che è anche il rispetto per il lettore non siciliano, di pubblicare sia il componimento, la poesia in siciliano, ma a fronte in italiano, perché è giusto anche rivolgersi a un pubblico più vasto che non è esclusivamente siciliano. A parte questa nota di merito, io devo dire che la vostra poesia deve trovare una sua collocazione dal punto di vista letterario, che uno può fare il poeta in tutti i sensi e può essere poeta che appartiene a uno dei tanti filoni letterari che da quando è nata la poesia si sono formati. Che tipo di poesia è la vostra? È una poesia che possiamo definire tout court una poesia intimistica? Non credo. Possiamo avvallare la tesi di coloro i quali dicono, qua c'è il mio amico Balistreri, una volta gliel'ho fatta a lui questa domanda e mi ha dato una risposta intelligente. Se uno scrive per chi scrive, una volta uno mi ha detto, io scrivo per me stesso, lei è un falsario, perché uno che scrive per se stesso non esiste, uno scrive perché sente il bisogno di comunicare ad altri, anche alla propria moglie, anche al proprio vicino di casa, uno scrive per gli altri, perché se la scrittura si deve esaurire in una sorta di confessione, uno fa un diario e se lo tiene chiuso col catenaccio nel cassettino, nel comodino della propria camera da letto, ma non dica che scrive per se stesso. Quando si scrive per gli altri. Allora tu mi hai dato una risposta convincente e io ne ho fatto tesoro, come vedi. Il tema è che questa è una poesia non intimistica, ma è una poesia che affonda le proprie radici nel sociale. È una poesia che io definisco dal grande impegno civile. È una poesia dove ci trovate di tutto, l'indignazione per le tante violenze che vengono perpetrate ogni giorno, le violenze della mafia, le violenze sulle donne, le violenze su chi lavora, le violenze gratuite. È un libro che esalta anche gli eroi che hanno pagato con la propria vita, che cosa? Se non la propria dignità, gente che si è battuta, gente dal tenace concetto che si è battuta fino in fondo per riaffermare il valore delle proprie convinzioni pagando un caro prezzo. E questi signori, queste persone, questi eroi hanno trovato spazio nelle poesie di Franca e di Francesco. È un libro, sono poesie nelle quali non si tralascia un riferimento alle passioni, la passione di ordine morale, il ricordo anche intimistico dei genitori, di un caro amico che muore, di un parente che non c'è più. Anche questo è un modo, come dire, di dimostrare che si parla al cuore, appunto per essere in coerenza con il significato del dialetto rispetto alla lingua, o della lingua siciliana rispetto alla lingua italiana. E devo dire che è anche una poesia dove vengono fuori dei propri gridi di allarme nei confronti di fenomeni storici che la mente umana spesso dimentica, perché appunto perché siamo un popolo di contemporanei, la contemporaneità ci impedisce di preservare la memoria, e se non c'è memoria non andiamo da nessuna parte. È la memoria che ci aiuta non solo a capire il passato, ma a interpretare il presente e attraverso il valore della memoria operare per prefigurare un futuro. Ma un popolo che perde la memoria è il popolo che ha descritto Wojtyła. Quindi
poesie che ora poi vi leggeranno, vi reciteranno, che abbraccia proprio, queste poesie abbracciano tutto, diciamo, il sociale e tutti gli aspetti culturali della storia assai recente di questo popolo, e che non ci sono, e di fatti che hanno, diciamo, una temporalità assai recente, perché non ci sono, ovviamente, per l'età che avete, non potevano esserci riferimenti a un altro tipo di poesia, però il legame con l'attuale momento che viviamo, il legame con le contraddizioni che ci sono nella società e con i tanti limiti e sofferenze di questa società, questa poesia l'avete saputa veramente interpretare e confezionare nel migliore dei modi. Io vorrei pure dire che il titolo stesso del libro, quando si parla di rariche passato, rariche, che è qualcosa di più rafforzativo rispetto alla radice, perché la rarica è anche un radicamento che la radice stessa non può dare, il radicamento nella realtà, il radicamento nel contesto sociale è una qualche cosa di più forte. Riusciamo attraverso la lingua del cuore a dare un significato di radica che è ancora superiore a quella di radice, che può essere un significato più labile, invece questo ha un significato ancora più profondo, rariche dello passato, perché si vuole vivere di nostalgia, no? Un passato, perché il passato per qualcuno di loro ha significato un momento, sicuramente, ma non è questo il significato. Rariche di passato è perché si vuole ribadire il concetto che senza la conoscenza delle nostre radici, senza l'aggancio al passato, non possiamo, ecco il ritorno alla memoria, non possiamo immaginare di fare delle cose positive. Gli insegnamenti del passato dovrebbero indurre milioni e milioni di persone a non ripetere gli errori che purtroppo si continuano a commettere quando si fanno guerre gratuite, quando si fanno guerre interessate, quando si odia in maniera irrazionale, quando ancora si vuole praticare lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, quando ancora non si capisce che lo sbocco per una convivenza civile, tollerante, più bella è quella di rispettarci l'uno con l'altro, ed è proprio tutto quella di rispettare la dignità di ciascuno di noi, i nostri diritti, il nostro modo di essere. Se non arriviamo a questo non possiamo certamente capire il significato profondo di questo collegamento col passato, perché nel passato ci sono le tante storie di tutti quegli esseri umani, uomini, donne, vecchi e bambini, che hanno combattuto. Quest'anno si celebra, vedete la memoria, ecco, la memoria che si disperde. Ma come? Quest'anno ricorre il 100° anniversario della Prima Guerra Mondiale, dove sono morti più di 400.000 giovani siciliani e meridionali, ragazzi di 18, 19 e 20 anni. Voi vedete che nei canali televisivi pubblici e privati c'è di tutto, abbiamo di tutto, da quello che fa uscire il coniglietto dallo scatolino alla sorpresina del biglietto vincente di qualche lotteria, ma nessuno ha fatto, tranne qualche canale specialistico, non si riesce a fare un ragionamento e capire fino in fondo cosa è stato in termini per il popolo italiano la Prima Guerra Mondiale, cosa ha rappresentato. Ma se andate nei comuni di Sicilia, nei comuni del Mezzogiorno, ci sono i monumenti ai caduti con 40-50 nominative attese, che ogni paesino ha dato 40-50 morti, ci sono 40-50 morti che ogni paesino ha consegnato all'Italia per fare l'Italia unita. Per fortuna hanno dato il tema alla maturità. L'hanno dato il tema alla maturità, però queste cose andrebbero raccontate a quelli della Lega, a quanti vogliono disgregare l'unità nazionale, a quanti pensano che oggi ci possa essere una via separatista come prospettiva politica del nostro Paese. Oggi dobbiamo preservare il valore dell'unità nella diversità, ed ecco perché
tutelare la lingua siciliana significa vivere in un contesto. Quando io penso ai limiti dell'unità nazionale, ai limiti dell'unità europea, e penso ai detrattori sia dell'unità europea che dell'unità del nostro paese, mi arrabbio doppiamente, perché penso quanto è grande l'incultura di coloro i quali amano ricalcare questi luoghi comuni. Noi possiamo aspirare a una patria ampia come l'Europa unita, possiamo sempre più e dobbiamo agognare a un paese, Italia, sempre più unito da tutti i punti di vista, ma questo non può essere fatto e non va fatto, e non è così, a scapito delle diversità. Privilegiare i regionalismi, i dialetti e le lingue regionali, le culture regionali, le etnie, il folklore, le tradizioni, significa arricchire il paese, non uccidere un paese. E allora è possibile, c'è una strada all'unità dell'Europa nel rispetto della diversità? Certo che c'è. C'è la possibilità di rafforzare l'unità del paese nel rispetto della diversità? Certo che c'è questa possibilità. E allora ecco perché non dobbiamo avere paura di parlare in dialetto, non dobbiamo avere paura di privilegiare il valore della lingua siciliana, ecco perché non dobbiamo avere paura di riappropriarci dei nostri valori e delle nostre tradizioni, perché questi valori e queste tradizioni sicuramente servono a rafforzare un concetto di unità che oggi molti vorrebbero deriso e calpestato. E finisco. Però voglio dire questo: se oggi io mi accaloro per queste cose è perché qualche cosa non funziona. Qualcosa non funziona, e non funziona nel senso che, lo diceva Pippotto poc'anzi, quello che mi fa specie è vedere studenti delle scuole pubbliche, delle scuole private, ragazzi di 20 anni, di 19 anni, che giustamente si devono divertire, devono scoprire la vita, però mi accorgo che c'è un gap, c'è una condizione molto difficile, c'è una ignoranza pubblica ed individuale che deve farci preoccupare, ed è proprio sull'ignoranza che molti costruiscono le proprie fortune, ed è proprio quando c'è ignoranza che molti agiscono per sfruttare l'uomo. È proprio quando c'è l'ignoranza che passano messaggi deleteri, e quando c'è l'ignoranza che c'è la riappropriazione dei beni comuni da parte di pochi, della ricchezza che viene distribuita a pochi a scapito dei molti. Sono tutte queste cose che poi l'ignoranza consente e permette, perché quando l'ignoranza, voce del verbo ignorare, non voglio offendere nessuno, quando si ignora c'è sempre qualcuno che è sempre più bravo, che si tiene più informato, anche quando si tratta di applicare una legge. Si fa una legge per dare dei benefici, e i benefici se li appropriano coloro che sono più bravi ad interpretare la legge, e sono più bravi magari a capire il meccanismo, perché nessuno ti aiuta, perché non sei attrezzato culturalmente, mentalmente a capire cosa si nasconde dietro un dettato normativo, eccetera. Anche questa è una cosa che deve fare. E allora io concludo con un'altra strofa rara, inedita, di Ignazio Buttita, che andando in una scuola, in un liceo, si accorse questa volta di parlare a dei ragazzi che ne sapevano poco. E allora lui lanciò un grido di allarme, e il grido d'allarme è racchiuso in queste poche righe, proprio sono 4-5, con le quali concludo il mio intervento, e devo dire che anche il coronamento, queste due strofe del vostro lavoro, perché è sicuramente la vostra poesia costituisce, e non a caso uso questa parola, un raggio di sole di cui abbiamo tutti bisogno per illuminarci e capire meglio. Un uomo acquista merito e cangia sorte e destino,
si sfascia a porta della mente e ci fa trasere il sole, che asciuga l'umido dell'ignoranza. È la mia frase preferita. Allora, prima di dare il microfono, perché adesso a questo punto sarebbe interessante, è importante sentire appunto una poesia in lingua siciliana, però da buon libraio è giusto dire, dare alcune informazioni tecniche su questo libro. Questo libro appunto pubblicato da Trepano Edizioni, scritto da Francesca Currieri, che ricordiamo, voi conoscete tutti come un funzionario dell'AMAP, ma in realtà lei poi anche per passione è una giornalista e conduttrice televisiva, e invece Francesco Billeci è da sempre appassionato di scrittura e di poesia, e devo segnalarvi che lui ha scritto anche dei romanzi che vorrei ricordare, che sono: uno, Il passato non si dimentica, sempre ritorna questo tema, vero, poi La biglia verde, e poi tra l'altro ha vinto diversi premi letterari. Non ultimo, qui abbiamo anche il presidente dell'associazione. Se ci vuoi dire tu cosa hai vinto, hai vinto tanto, l'ultimo premio che hai vinto, prego, no? Microfono. Allora, l'ultimo premio, sono stato premiato al premio Arenella con un secondo posto con la silloge I Ginestri di Portella. La giuria era formata da 2 pilastri della cultura, c'era Salvatore Di Marco, c'era Tommaso Romano e poi altri non me li ricordo, franca. E poi sono... No, sono pilastri, però non ricordo. E poi sono stato premiato qualche giorno fa al premio Arte da Mare dalla giuria, con una poesia che si intitola La strage del pane, tra cui c'è qua uno dei giurati presenti che è il dottor Balistreri. Sì, Francesca Anelli, presidente dell'associazione Cult Pensiero, che è l'organizzatore di questi 2 importanti eventi. Allora, le ripasso il microfono. Sì. Ripasso subito, così ti prepari per la... Prego. Il compleanno anche fra l'altro, quindi facciamogli gli auguri. Certo, sì, giustamente mi ricorda qui l'amico Lino Buscemi, noi proprio alla strage del pane, peccato ancora non ci conoscevamo, abbiamo dedicato un incontro a tema proprio con Lino Buscemi, in cui abbiamo avuto addirittura dei testimoni, figurate, dei testimoni proprio che hanno vissuto questa drammatica esperienza. Un bellissimo quadro di Porcasi che è stato esposto qui allo Spazio Cultura per circa 15 giorni, quindi ricordiamo benissimo, ma questa poi è una proposta dallo store. Una proposta, La strage del pane, 19 ottobre 44, coincide con l'emanazione dei decreti Cull sulla riforma agraria, per intendere. Lo stesso giorno che c'è la strage del pane vengono emanati i decreti Cull che mobilitarono le popolazioni e che portarono a Partinico l'iniziativa di Dolce, lo sciopero alla rovescia e tutto il resto. Io propongo che ci diamo appuntamento da qui al 19 ottobre del prossimo anno, nel 60° anniversario. quest'anno facciamo 70° anniversario e della strage del pane e dei decreti Cull che sono nello stesso giorno. E io in quell'occasione ho colto i legami che potevano esserci fra le due cose. Scusate, ora non parlo più. No, un applauso per queste informazioni importanti, perché non bisogna dimenticare appunto il passato e tutte le cose importanti. A questo punto l'ultima notazione: questo libro ha anche una importante prefazione che è di Calogero Sorce, che è appunto un medico, anche lui detentore di diversi premi letterari, perché è un medico appassionato di letteratura e di poesia. Questo libro, tra l'altro, ha il titolo di una poesia all'interno di questa antologia, che è proprio Rarichi tu passato. Adesso sentiremo con la voce appunto del nostro poeta Francesco. Un applauso e passo il microfono, prego. Volevo fare poi una premessa: perché Rarichi tu passato?
oltre che questa è la prima poesia che io ho scritto, che ho dedicato a Francesca, perché questa poesia segna l'inizio della nostra amicizia. Noi, in poche parole, non sapevamo di possedere la casa una vicino all'altra, in spiaggia a Trappeto, sì, di buon vicinato. Lei andava al mare di mattina e io di pomeriggio, e quindi non ci vedevamo mai. Poi per un giorno per caso ci siamo incontrati e abbiamo cominciato a parlare di cultura, in particolare del suo libro, il Non farti rubare i tuoi diritti, che poi dopo qualche mese ha presentato e ha partecipato pure lei, il dottore Boucher. Allora, noi abbiamo parlato di questo libro per tante domeniche, ma quante volte, sempre ripetutamente, parlavamo sempre di questo libro, l'importante non parlavamo di dieta, noi potevamo parlare all'infinito. E quindi alla fine poi io, preso da questo capolavoro, perché è un capolavoro per me, io l'ho letto e riletto più di una volta, ho scritto questa poesia che si intitola Rarichi du passato. Poi abbiamo deciso insieme di dare anche il titolo al libro. Allora, Rarichi du passato. No. Ti talio assettata in sta spiaggia rallato a mia, e mentre parli con l'occhio brille e la voce attirata vicino a mare che smuove le ricordi di una vita, volessi scancellare dentro il tuo cuore da nostalgia che da tanto tempo alla tua arma fa compagnia. Mi emoziona e mi viene di piangere quando penso alla tua storia, ammucciata dentro una corazza di femmina forte e allegra, che mi fa pensare a un periarbolo che cresce senza errare che tu passato, da un terreno fertile, chino di frutte e di ciuri, chino di ciauro, che ti dona un amore e contentizza in talo presente, ma per lo passato doloroso non possono fare niente. Rarichi che tutti chiamano famiglia, padre, madre e solo, sempre vive in tale torre corde, sciuri freschi delle giardina do passato, cugliute tra chidde più belle dallo Signore, come du parrino a tua nanna ci diceva, quando correndo un colorato a nido, a fede ci paria che perdia. Vasave lo cielo e ringraziava lo Signore per aver mandato d'un raggio di luce chiamato Vicenza. Non sogno più sola, ti ripeteva continuamente. Me sono minchio lo cuore d'allegria e m'allucia la mente. Quanta contentizza guida voglio passare, quanti segreti ci voglio contare. Ma la speranza anta lo cielo veriste volare, non c'erano più compleanni e feste di Natale. Cuore l'ogni in tale corritura di spedale, che ti facevano passare pure la voglia di parlare. Ma mai di pregare, è sempre di sperare. E come puoi scordare la canzone di tuo padre, lo sorriso fresco di tua madre, o le capite logne che ti sentivi pattinare da grande nonna che ti stava sempre al lato e non ti voleva lasciare. Ora, sicca, ravanza sto poeta a contare sta bella storia del passato che ne fa emozionare. Un film bianco e nero, pieno di voce e di facce, che ne fa riflettere e pensare. E qualche lacrima di rimpianto dallo vento e dallo sole ne fa scioccare. Francia, sta poesia che nasce in questi scogli di sto mare calmo du Trappeto è pettia, cara amica mia. Scritta con il cuore. Complimenti. Il mare di Trappeto dicono che era calmo quel giorno. No, se non hai il microfono, se vuoi dire qualcos'altro, Francesco, prego. E questa è la spiaggia in cui noi abbiamo fatto tutte quelle chiacchierate tranne di dieta. Solo di cultura. Veramente bello pensare che questo libro nasce da questo amore tra due esseri umani, tra l'altro Francesco e Francesca, no? Bellissima veramente la genesi di questo libro, complimenti, perché peccato non averlo pubblicato noi come Spazio Cultura, Spazio Poesia. Vabbè. Alla prossima, quindi mi raccomando, pensateci. La prossima raccolta di poesie, dove mi pare che farete delle poesie. Allora, noi annunciamo oggi che è in itinere la pubblicazione di un libro, ci stiamo lavorando, un libro dal titolo
Mafia e dignità, che tra l'altro è il titolo di una mia poesia. Ok? Quindi ci stiamo lavorando, sarà sempre sì un libro a 4 mani, un libro di narrativa perfetto, e quindi sarà molto presto questo. Perfetto, quindi abbiamo lo scoop allora qua in questo momento, quindi abbiamo 3 cuori che insieme faranno un libro. Prego Francesco. Ritornando poi a parlare della sua carriera di giornalista, di Francesca, e in particolare sempre di quel famoso libro Non farti rubare i tuoi diritti, devo comunicare a tutti voi che domenica al Premio Internazionale del Convivio Francesca verrà premiata come giornalista del 2014 dell'Accademia Internazionale del Convivio e ritirerà il primo premio. Ci tenevo a... Domenica saremo, sì. Lo annunciamo, domenica saremo a Catania. Complimenti, complimenti. A questo punto io proporrei, abbiamo sentito una poesia in lingua siciliana, adesso ne sentiamo, perché una cosa importante pure, questo libro ha le poesie con il testo a fronte, va bene? Quindi è importante, chi magari ha difficoltà magari, perché guardate, leggere il siciliano molte volte non è semplice, veramente certe volte diventa complesso. Allora sentiamo invece una poesia di Francesca in lingua, quindi nella versione italiana, sentiamo un po' come suona, prego. Faccio una piccola premessa, questa poesia per ricollegarmi appunto al passato, perché gli errori e il passato servono per raggiungere consapevolezza nel presente. Questa è una poesia che mia madre in un momento particolare mi ha dedicato, è un po' dura leggerla, lo devo ammettere. La prima poesia che ha scritto. Dedicata a mia figlia. Proprio a lei. A me. È dura leggerla, però ce la dobbiamo fare. Sosteniamo. No, non occorre. Il titolo è Sono qua nonna, una tomba, una croce, una foto posta tra i fiori che non appassiscono, e tu, col cuore in gola e lo sguardo fisso, alla ricerca di un gioioso passato. Mi trema la mano. Un fil di voce, riesci solo a pronunciare poche parole. Sono qua nonna. Lei risponde alle tue emozioni, dalla foto ti guarda, ti sorride, come per dire: grazie Marina, grazie piccola mia. Ti abbandoni al suo ricordo, ti lasci cullare dalle sue parole, senti ancora il bacio della buonanotte, rivedi il suo viso triste quando ti allontanavi da lei. 1 anno è passato e tu sali le scale della piccola casa in via Arcomonte. Tutto è cambiato. Il colore del pavimento, delle pareti, le porte tinte col tuo colore preferito, il verde antico. Il nuovo prospetto ti dà l'evidenza del cambiamento, tutto sa di nuovo. Hai voglia di piangere, ma resti immobile. Dai tuoi occhi non scende una lacrima. Ti guardi attorno e una riflessione ti prende. Anche tu indossi un vestito nuovo, cucito a misura. Porta i colori della speranza, delle ambizioni e della libertà, del tuo essere donna. Sono qua nonna, pronta a correre, adesso sono io.